Amici della pagina di sportriver.biz dell'ippodromo di Chirivani, siamo arrivati alla giornata più importante della nostra ippica, il giorno del Derby sardo, la 99esima edizione, corsa classica con quasi un secolo di storia. Il secolo verrà raggiunto nel 2026. Intanto c'è questa edizione che si presenta con 16 partenti, tutti in gara per il nastro azzurro, vincere il massimo alloro per questa categoria, il sogno di tanti allevatori o di tutti gli allevatori di anglo-arabo. È un derby sicuramente che vede un netto favorito, non si può partire non nominando Gigi il Grigio, cavallo eccezionale fin qui, 5 corse, 5 vittorie, in tutte le prove ha dato modo di far vedere la sua qualità, soprattutto il giorno internazionale aveva vinto davvero da cavallo di un'altra dimensione, affronta avversari già battuti a più riprese e quindi non può essere lui il favorito di questa corsa. Stiamo ripetendo più o meno le stesse cose che dicevamo lo scorso anno di Fabiana Junior. Gigi Grigio sarà interpretato da Gianluca Fresu, che è il suo stesso preparatore per la scuderia COSU, che rappresenta un sindacato di giovani appassionati. Anche questa è una storia sicuramente bella da raccontare, perché incarna proprio la passione di noi sardi verso questa razza, l'anglo-arabo. Quindi Gigi Grigio, come abbiamo detto, è rientrato l'altro giorno, ha vinto battendo Gingillo, che precedentemente si era tolto la qualifica di Maiden, erano 1800 metri, oggi si allunga per tutti a 2004 e questo forse è l'unico dubbio della vigilia, ma riguarda tutti, non solo Gigi il Grigio, che comunque ha dimostrato di essere un cavallo freddo, di seguire le andature, praticamente dove lo metti sta, quindi in teoria non dovrebbe avere problemi almeno a fare la distanza, solo che ovviamente qualche, tra virgolette, dubbio per tutti ci sarà, ma sicuramente sarà appoggiato al betting Gigi il Grigio. Chi può avvicinarlo, chi potrebbe batterlo? È difficile scegliere un cavallo, anche perché visto fin qui nessuno è andato oltre le 3 lunghezze di distacco nelle condizionate. Ci ha provato Giustino in primavera, solo che poi ha avuto un piccolo stop, quindi è rientrato l'altro giorno dove ha vinto Gigi ed è terzo, a maggiore intervallo, quindi lui sicuramente un cavallo che può far bene la distanza, almeno per quanto ha fatto vedere, è ancora maiden, quindi non sappiamo bene cosa può essere, però sicuramente la carta c'è, così come c'è per Gallus e Boy, secondo all'internazionale, battuto proprio da Gigi Grigio, anche lui è rientrato l'altro giorno ed è quarto a 1800. È un cavallo anche lui ancora maiden ed è da scoprire anche lui, perché comunque quando non vince è difficile poi immaginare o ipotizzare una vittoria in un derby. Ce l'ha fatta diglielo tu 2 anni fa, quindi nulla è escluso. Tra gli altri c'è da nominare Gingillo, anche lui in crescita, ha fatto 2 corse veramente interessanti quest'estate, aveva già fatto vedere qualcosa in primavera, però sembrerebbe un cavallo in divenire anche per lui. Il dubbio può essere la distanza, soprattutto per la tattica di corsa molto dispendiosa andando in avanti o comunque in prima linea, però è un cavallo interessante anche Gingillo. E poi c'è Glamour, un cavallo che ha debuttato con il fondo inglese la settimana scorsa, è stato dichiarato appartenente nel derby, proviene da un team che di derby ne ha vinto parecchi, ed è sicuramente può essere una sorpresa, può entrare nel marcatore perché comunque prende una linea interessante, quella dove ha vinto Grid, Goldrick Star, tutti gli altri fondi inglesi, e quindi sulla base di quella sicuramente è un cavallo che può in qualche modo sorprendere, staremo a vedere. Tra gli altri è difficile cercare un cavallo perché comunque i vincitori ci sono, c'è JJ che ha vinto in stagione, Gladiatore Turavesu è secondo, Imola Start aveva iniziato bene, però sono tutti cavalli dalla forma non certo comprovata, però hanno anche loro le carte in regola, almeno dal punto di vista del pedigree, per poter far bene. Sicuramente fa specie che 2 dei cavalli più attesi sono figli
del puro sangue arabo, che questo sarà un gran tema qualora Gingillo e Gigi Grigio dovessero fare qualcosa di importante in questo derby, perché andrebbe a sconfessare le teorie di diversi per quanto riguarda appunto l'allevamento dell'anglo-arabo e l'utilizzo dell'arabo con le fattrici fondi inglesi. È da qualche anno che ci gira attorno questo incrocio al derby, e soprattutto i figli dell'arabo. Negli ultimi 3-4 anni abbiamo visto piazzarsi diversi cavalli provenienti appunto da questo incrocio, e questo addirittura c'è un favorito netto, un imbattuto come Gigi Grigio e Gingillo, che lui figlio dell'arabo. Sono tutti e due entrambi figli rispettivamente di Zaim e Laoub, mentre gli altri sono tutti figli del fondo arabo. Quindi questa corsa è sicuramente avvincente, molto affascinante come sempre, 16 partite, insomma ci sarà da divertirsi e da seguire con grande passione. Le altre due corse più importanti e anche più remunerative sono il premio Memorial Beboardu. Questa è una listed race per puro sangue arabo di 4 anni ed oltre. Dal 2018 in Sardegna si corre questa corsa, è la nostra corsa più importante a livello di prestigio e anche di remunerazione. C'è il ritiro di Altagiani VDC, che quindi non farà parte della corsa, sarebbe stato uno dei pretendenti. Allora spazio alla compagine locale, dove Abu di Gallura ha vinto l'altro giorno la prova di preparazione, diciamo, a questa, sulla stessa distanza. Abu di Gallura è un cavallo velenosissimo, soprattutto se messo in condizione di fare i propri comodi in avanti, poi diventa duro da battere, anzi quasi sempre ha portato a casa la vittoria una volta che poi si trova in avanti, superati i 1000 metri, va in lunga progressione, diventa imprendibile. Lo è stato anche per due cavalli già vincitori di lista come Delirio e Divino, che si sono trovati in difficoltà sul passo di Abu di Gallura. Oggi può cambiare tutto, sicuramente Delirio e Divino a parer mio restano i favoriti della corsa, perché sono due cavalli che hanno dimostrato tanto in carriera, nonostante qualche vicissitudine attenuante, hanno sempre fatto bene, con grande generosità hanno sempre corso con profitto, e quindi la corsa per me passa tra questi due col l'ago della bilancia, che può essere Abu di Gallura. Poi tra gli altri c'è Diamante di Trecenta, anche lui magari non proprio non è un cavallo che predilige molto la distanza, però è un cavallo di qualità, è cresciuto tantissimo nell'ultimo anno, ed è un cavallo sicuramente che se viene qua in Sardegna può fare il colpo grosso. Proviene da un team, tra l'altro, che insomma non ha bisogno di presentazioni, quindi il Diamante di Trecenta si unisce ai tre favoriti locali, che sarebbero Delirio, Divino e Abu di Gallura. E poi c'è Fiore di Lotto, che comunque è rientrato bene. Zefiro di Chi è un cavallo che ama fare la distanza, però diciamo che questi li consideriamo degli outsider, perché abbiamo insomma vincitori di listed come appunto Delirio e Divino, che tra l'altro ha vinto questa corsa lo scorso anno. Quindi questa è la valutazione, l'analisi di questa listed race. 31.900 euro di montepremi, una grossa opportunità per i cavalli locali, insomma, di poter mettersi in vetrina. L'altra corsa importante è la sesta, è il premio 19° derby italiano del puro sangue arabo, listed race per puro sangue arabo di 3 anni, sui 2400 metri, sono in 12 al via. Qua il favorito è il continentale Verecondo, che ha vinto il Casa Said in maniera molto interessante. Ha impressionato proprio per la facilità con la quale Stefano Staio ha portato la vittoria Verecondo, che era secondo all'internazionale, sacrificato nella bagarre finale. Lì vinse Giulio Cesare, che è rientrato terzo. Occhio a Giulio Cesare, che sembrerebbe un cavallo che insomma potrebbe far bene alla distanza, quindi sicuramente anche Giulio Cesare è un cavallo interessante. Galateo è rientrato bene la scorsa volta. Galio è un cavallo interessante, lui sarà interpretato non da Sandro Gessa ma da Mattia Manca, quindi c'è un cambio di monta. Tutti i cavalli che è stato dichiarato partente Sandro Gessa sarà sostituito per la sua indisponibilità a causa di un piccolo infortunio, quindi anche Gaglio può essere la partita, così come Gemma di Trecenta,
gommare dell'Oele, però diciamo che Verecondo è il cavallo da battere e ci proveranno i nostri, come detto, Giulio Cesare e Galateo, unitamente a Gemma di Tregenta, gommare dell'Oele, anche il Grande di Gallura ha vinto una bella corsa, quindi occhio anche a lui, però diciamo che i cavalli sono questi. La prima parte della giornata si apre alle 17:15 e non alle 18 come avevo pubblicato io, come era tra l'altro l'orario ufficiale, che poi è stato modificato nella mattinata di ieri. Quindi si parte alle 17:15 con una condizionata per anglo-arabo di 3 anni qualificati a fondo inglese sui 1800 metri. Sono in 16 al via, anche questa è una corsa, l'ultima chiamata in vista del Gran Premio Sardo, in programma il 27 di settembre. Goldrick Star sarà interpretato da Mattia Manca ed è il top weight della corsa. Insomma, si prende una linea molto interessante. A conti fatti è il cavallo da battere. Chi può battere Goldrick Star? Sicuramente c'è da rivedere Gijan, che ha vinto bene al debutto sulla sabbia. Nelle interviste però del post gara, soprattutto l'allenatore era molto fiducioso anche sull'erba, quindi seguiamo Gijan o Gijan, che dir si voglia. Poi c'è Giura in falso, anche questa è una cavalla in divenire, aveva corso bene anche Grace Denule, Greta Love, Grintosa, Guebita, insomma Giasone, sono tutti cavalli che hanno trovato il successo in carriera, soprattutto Greta Love, Grintosa, Guebita e Giasone hanno vinto in carriera, così come Ginko che aveva vinto al debutto, però si rivede dopo tanto tempo. La corsa può passare attraverso questi nomi, però il favorito resta, a parer mio, Goldrick Star insieme a Giura in Falsu, Grintosa, Greta Love e Guebita. La seconda corsa è la tappa del Fegentry World Championship Memorial Pietro Brocca. Questa è una corsa per puro sangue inglese di 3 anni ed oltre sui 1800 metri, tanti gentleman e amazzoni straniere, una corsa comunque dal grande profilo tecnico, perché c'è Sompran Brenta che qua in questo contesto sicuramente conta tanto, sarà interpretata dal gentleman continentale Perugini, poi Gribu dell'Algher montata da Marco Gaias, Land of Giant montata da Giuseppe Chessa e Soniende montata da Damiano Puggi. Occhio a tutti gli altri, perché c'è Baia Sunaiola, una cavalla che insomma in questo contesto conta tanto, sarà interpretata da Holford, mentre Furibondo da Pineda, Atheno Six, che reduce da un bel secondo posto, è interpretata da Brown, Matador da Lemiere, Never Ending Story da Leonardo Ladu. È una corsa molto aperta, è difficile insomma trarre il dado, però diciamo che sopra Brenta per le categorie affrontate, Bahia Sunaiola, Matador e Atheno Six sono cavalli sicuramente che contano in questo contesto. La terza corsa, altra corsa storica, il 50° Gran Premio Regione Sarda, un mezzo secolo di storia per il puro sangue in Sardegna. Anche questa è una corsa ambita dai proprietari e scuderie isolane, ma anche continentali, perché vede la presenza di qualche ospite. Sono in 10 al via. Midnight Season si è disimpegnato bene nella corsa di preparazione, vincendo tra l'altro in maniera autorevole, quasi 10 lunghezze lasciate al Lowen Green. Lì hanno, tra virgolette, un po' deluso le aspettative Convivio e Denaga dell'Algher, finiti al terzo e quarto posto, ma oggi sicuramente contano tantissimo, perché Convivio si presenta con 53 kg, una cosa che ha vinto in primavera, inizi di giugno, quindi ha fatto la distanza. Occhio a Self Price, 62 kg, altro cavallo che lo scorso anno perse proprio da Denaga dell'Algher, un cavallo molto interessante, di qualità, l'ha dimostrato in Sardegna e nella penisola. Certo regala chili, ma è un cavallo che, seppur in trasferta dal continente, conta tantissimo anche il Self Price, unitamente a Last Born, che invece ha 52 kg, l'ultima volta è terza in un handicap principale. E qui c'è proprio la classica forbice, dove la verità però si può trovare in mezzo tra Last Born, che è il bottom, tra virgolette il bottom weight dei favoriti, e Self Price, che invece è il top weight.
Una corsa molto aperta, occhio a Popea dell'Algher con 50 kg, insomma, i pesetti a volte fanno le sorprese, però la qualità indica Self Price, Denaga dell'Algher, Midnight Season per la vittoria dell'altro giorno, Convivio, Lohengrin, e se continuo li nomino tutti perché non si può escludere Last Born, così come Popea dell'Algher. Quindi staremo a vedere cosa accadrà, sicuramente una corsa anche questa apertissima a qualsiasi tipo di risultato. Abbiamo elencato le 6 corse in programma, come detto si inizia alle 17:15, in mezzo al convegno ci saranno anche le prove riservate ai poni, categoria A, categoria B, la sfilata del derby sarà aperta dai militari e carabinieri a cavallo, si preannuncia sicuramente una giornata interessante che vivrà con tanta passione la 99esima edizione del derby sardo. Tutto quello che accadrà sarà in diretta dalle 17 sul canale EQTV 151 del digitale terrestre e 220 di Sky, quindi insomma chi non può raggiungere l'ipodromo si può collegare e seguire tutto quel che accade durante il convegno anche in TV, e noi ci salutiamo e ci vediamo la settimana prossima con l'anteprima corsa.